L'Udinese continua a sfogliare la margherita dei possibili candidati al ruolo di allenatore per la prossima stagione. Gino Pozzo è a Udine per vagliare tutte le ipotesi e fare la scelta migliore, con la situazione di Cannavaro sempre meno certa di una possibile prosecuzione. Problematiche non tanto di tipo economico ma sull'allestimento della prossima rosa, che tra l'altro molto dipenderà dalle richieste per i gioielli bianconeri e quindi non possono essere date garanzie. A prescindere da come finirà con Cannavaro, comunque l'idea del club friulano è di mantenere la figura di Giampiero Pinzi nello staff tecnico. Una volontà apparsa già forte quando l'ex gladiatore del centrocampo era stato individuato come vice di Reia prima del dietrofront del tecnico goriziano. Un profilo molto interessante poteva essere quello di Marco Baroni, ex Verona, che però dopo il ribaltone in casa Lazio, via Tudor e Allegri difficile, si trova in pole position per la panchina biancoceleste. L'esperto di calciomercato Pedullà in tal senso aveva parlato di una telefonata di Gino Pozzo allo stesso Baroni nella giornata di martedì, ma l'inserimento della Lazio spariglia ogni eventuale discorso. E mentre il puzzle degli allenatori continua, l'occhio dell'Udinese è caduto in Serie B su Vincenzo Vivarini, autore del capolavoro Catanzaro, quinto da neopromosso in B, con tanto di 3-5-2. Il club calabrese però ha puntato i piedi, visto che l'allenatore ha contratto fino a giugno 2025. Possibile scendere ancora di categoria in Serie C con Massimo Donati, sponsorizzato da tanti, il quale sembrava vicinissimo al Verona, che ha virato poi su Paolo Zanetti o l'ex bianconero Sottil. Donati ha fatto un gran campionato con il Legnago e ha subito avvisato di voler cimentarsi a livelli più alti. L'allenatore, friulano di San Vito al Tagliamento, ha avuto contatti con il club bianconero e resta un'opzione credibile, anche se non c'è solo lui. Io gli auguro tutta la fortuna di questo mondo, poi se non dovrebbe succedere che il Venezia o l'Udinese lo va a cercare. Le parole di Guido Angelozzi, DS del Frosinone, a Sky fanno intendere di come l'Udinese sia anche alla finestra per Eusebio Di Francesco e che abbia avuto contatti più o meno intensi, oltre al Venezia, con Vanoli in direzione Torino. Non va scartato, anzi, neanche l'identikit straniero, per modo di dire, che sarebbe però un gran tuffo nel passato. Johan Valem, che conosce l'ambiente, potrebbe avere la sua chance da giocarsi in Serie A in una piazza che sente molto vicina. A proposito di ex, in attesa di novità per la rosa sul fronte Sanchez, da registrare anche la concreta possibilità di ripartire a livello dirigenziale da un ex bianconero, Gökhan Iller, che approdò in Italia proprio a Udine nel 2007. Lo svizzero ha studiato da direttore sportivo ed è pronto ad entrare in azione, affascinato dall'ipotesi udinese, e chissà che il club bianconero non possa ripartire da una coppia di ex in panchina e dietro la scrivania.